La filastrocca più lunga del mondo, dedicata a Pinocchio e in lingua veneta, sarà distribuita nelle scuole elementari in un DVD. E adesso, lo avete sentito dai titoli, conosciamo un Pinocchio mai visto prima. È fatto di carta e parla il dialetto veneto e l'inglese. Dimentichiamo la superba lingua toscana di Collodi, ora Pinocchio ha imparato anche il veneto, il misterioso dialetto della sinistra Piave che gli ha insegnato la maestra Liliana Nadal. In tela notte i ladri sgama e il paron lo alciama. Ma partiamo dall'inizio, dai primi anni 90, quando la vulcanica insegnante, autrice di una lunga filastrocca su Pinocchio, la più lunga del mondo, decise di animare i suoi ottonari. Fu così che nei rudimentali studi di Tele Jolly a Conegliano nacque un delizioso cartone animato a passo 1, un concentrato di fantasia che, oltre alle rime baciate della maestra, metteva insieme il talento di un giovane videoartista, Igor Francescato, e le musiche originali di un altro giovane, il compositore Paolo Piazza. Queste avventure di Pinocchio, con le voci dei bambini delle elementari Marconi, riuscirono così bene che nel 95 furono anche premiate. Ma veniamo al presente, perché nel frattempo la maestra Nadal, fata turchina che appare e scompare, ha riscritto la filastrocca nell'idioma nativo e il piccolo cartone animato, sotto la direzione dell'ormai affermato regista Igor Francescato, è diventato un importante progetto al quale ha aderito anche la Regione Veneto. Il cartone di Pinocchio, 15 minuti di poesia in bianco e nero, in lingua italiana, in dialetto e in inglese, è diventato un DVD ricchissimo di contributi che sarà distribuito nelle 1500 scuole elementari del Veneto. Then when Pinocchio made his way back home, a voice came from the war. Intanto, per vederlo in anteprima e conoscere tutti i protagonisti di questa bella avventura, è stata organizzata una serata all'Auditorium Dina Orsi di Conegliano domenica 28 ottobre alle 17. Di sicuro Pinocchio ci stupirà ancora una volta. Pinocchio saluta tutti e, come dici? Ah sì, vi dà appuntamento per domenica 28 ottobre 2012 a Conegliano e poi sul web. Ma che sia una bugia?